A Cison di Valmarino, in Veneto, i grandi del pianeta discutono di politiche alimentari, distribuzione delle risorse e trasformazione dell'agricoltura. E lì per noi c'è l'inviato Bruno Gambacorta. Prosegue il cammino che in luglio porterà al G8 della Maddalena. Da oggi a lunedì si parla di agricoltura, di lotta alla fame, di controllo dei prezzi dei principali alimenti, ma anche di qualità del cibo e di lotta alla pirateria agroalimentare, due temi che stanno molto a cuore al nostro Paese. Ormai sono dati ufficiali che 9 prodotti su 10 nei mercati internazionali sono dichiarati italiani ma non lo sono. Per noi il Made in Italy rappresenta un 24 miliardi di euro di esportazioni, crescono del 13% in Europa e dell'11% nei paesi extra UE e abbiamo l'obbligo di difendere le nostre produzioni, il lavoro e il sacrificio dei nostri agricoltori e delle nostre industrie e dall'altro anche la sicurezza alimentare nei mercati internazionali. Fra gli altri temi, che si tenterà di riassumere in una dichiarazione finale da sottoporre al G8 di luglio, la progressiva perdita di terreni agricoli e la loro destinazione alla produzione di biocarburanti. Negli ultimi anni, insomma, più che a riempire la pancia del miliardo di persone che soffrono la fame, si è pensato a riempire i serbatoi delle auto convertendo le colture alla produzione di etanolo. A Roma è in corso l'assemblea dei candidati alle elezioni